Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento televisivo di TVA e questa sera il dottore Giuseppe Catania, pneumologo nella qualità di segretario regionale del Sindacato Medici Italiani, una elezione avvenuta il 4 maggio 2019 alla presenza del vice segretario nazionale Gigi De Lucia. Grazie dottore Catania per aver accettato il nostro invito. È passato quasi un anno dalla intervista che avevamo fatto qui a TVA, una situazione che nel frattempo è mutata, ma lei ci spiegherà come, la analizzeremo nei vari aspetti, parleremo anche di questi vaccini, a che punto è l'epidemia. Voi avete firmato una convenzione come medici di famiglia per la somministrazione del vaccino. Ecco, è passato tanto tempo, non si ci poteva pensare prima, dottore Catania? Allora, innanzitutto ho firmato la convenzione come medico mediano generale, come segretario regionale del Sindacato Medici Italiani l'8 marzo del 2021, quindi nella festa delle donne c'è stato questo accordo che finalmente è stato sancito tra i medici di famiglia, quindi i sindacati, i maggiori rappresentanti del sindacato, con il dirigente generale e quindi con l'assessore della sanità. Quindi un traguardo importante, almeno si è raggiunto un accordo. Cioè, forse dal punto di vista strategico era una cosa migliore, certamente, l'accordo che avvenisse prima. Perché è importante? Perché il medico di famiglia è presente in tutto il territorio nazionale in maniera capillare. Quindi affidarsi al medico famiglia è una buona cosa per tanti motivi, non è perché dipende dal medico famiglia, perché ognuno di noi conosce tutte le persone, tutti i pazienti di tutto il territorio, che ognuno di noi in maniera capillare, essendo presente, conosce l'esame obiettivo della persona, l'anamnesi già fatta, tutte le patologie che c'ha e tutte le situazioni che ci sono dal punto di vista di empatia, di simpatia, di venirsi a vaccinare o meno, perché un medico di famiglia è come tale, vive quasi un familiare, per cui le persone si fidano del medico di famiglia. Quindi una parola maledetta da parte del medico di famiglia influenza sicuramente il vaccinarsi o meno del paziente. Perché anche c'è un rapporto di fiducia. C'è un rapporto di fiducia negli anni che, cioè io già faccio 44 anni che faccio un medico di famiglia e continuo a farlo, per cui conosco i miei pazienti e certamente può sfuggire anche qualche patologia. Quindi la gravità di non interessare il medico di famiglia e di appropriarsi di queste vaccinazioni è stato sbagliato e ritardato perché non è possibile. Ma come mai tutto questo ritardo? Ecco, molti la adducevano a situazioni economiche finanziarie, altri la adducevano a situazioni di pericolo, di rischio, e magari le vostre strutture, insomma, non eccessivamente. Però dico, vorrei ricordare che già voi vaccinate i pazienti con i vaccini antinfluenzali, antipneumococci, è già una struttura prelotata. No, e qua è diversa la situazione, perché il problema delle strutture, io ho fermato perché ci danno la possibilità di vaccinare nelle varie app, perché se non ci fosse stata data questa possibilità, certamente noi come iscritti allo SMI non avremmo firmato l'accordo, perché nello studio medico non si può assolutamente, per noi non si può assolutamente vaccinare. Non è problemi di soldi, perché hanno fatto problemi che lo SMI voleva 20 euro per l'ambulatorio, non è problema, è problema di sicurezza. In quanto questa vaccinazione sono vaccinazioni ab inizio, sono vaccinazioni che ancora non conosciamo gli effetti onestamente collaterali, non conosciamo la situazione di reazioni avverse sul paziente e gli spazi non permettono queste cose. Perché non permettono lo spazio del medico di famiglia? Perché ci vuole un'entrata, un'uscita, presenza dell'amministrativo, presenza dell'infermiere,
che inocula e conoscere tutta la situazione che noi conosciamo, perché può sfuggire, sui pazienti. Quindi bisogna vagliare bene i pazienti e c'è la possibilità seria di creare assembramenti. Quindi non è una situazione del virus influenzale dove uno conosce già la vaccinazione da tantissimi anni, conosce il paziente, ma non siamo in presenza di distanziamenti. Dobbiamo evitare la situazione delle vicinanze, dobbiamo cercare di snellire il lavoro e cercare nello stesso tempo, perché le persone si vengono tutti subito a precipitare nei nostri spazi che sono piccoli e che non permettono tra l'altro queste situazioni, perché va a finire che tu non c'hai il problema, cioè per cercare di evitare il vaccino, farlo subito o meno, si viene accumulando su quelle persone rischiando di chiudere gli studi perché sanno a sanificare, sanno a chiudere, quindi è sicurezza del medico, è sicurezza da parte del paziente, perché dal punto di vista spaziale questo non viene permesso e dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista infermieristico, dal punto di vista degli effetti collaterali, perché un medico che deve andare a vaccinare deve stare attento, perché può succedere, non conoscendo gli effetti, qualche problema serio di shock anafilattico per cui si può trovare senza preparazione dal punto di vista di interventistica, certo, e rischia un soggetto di andare all'altro mondo, con conseguenze serie dal punto di vista penale. Già abbiamo visto il caso di Siracusa, si apre già un procedimento dal punto di vista di va bene, è un problema, ti do il problema, ti avverto perché c'è un'indagine a tuo favore, ma è sempre un'indagine, si deve andare a procurare l'avvocato, ci va buono, può fare un procedimento, si possono verificare situazioni, esempio un vaccino che invece di essere scongelato poi viene ricongelato, una disattenzione, rischia penalmente, c'è il rischio perché un medico è stato considerato un eroe fino a un certo punto, poi dal punto di vista penale nessuno lo scansa. Infatti si chiede uno scudo, una legge. Noi abbiamo chiesto a livello nazionale, lo scudo dal punto di vista legale, come ce l'hanno le case farmaceutiche che producono i vari vaccini, che sono esenti di qualsiasi responsabilità. Qua un rischio, si aprono dei procedimenti penali rischiando, per cui dico, quando noi abbiamo proposto in sede cose le 20 euro, l'abbiamo chiesto perché poi 20 euro sono ridicoli, perché bisogna organizzarsi, non è uguale al vaccino influenzale, perché bisogna avere un problema di sanificazione, evitare assemblamenti, incominciare ad avere l'anagrafico, la piattaforma, l'infermiere che inocula, situazione, cioè è diverso, siamo di fronte a un vaccino ab inizio che non conosciamo che cosa può succedere. Allora voi possiamo vaccinare, però noi come sindacato siamo d'accordo a palacongressi, in ospedale, a vaccinare, perfetto, nelle hub, non siamo d'accordo, non negli ambulatori. L'ho detto chiaramente, fortunatamente che c'è l'opzione per vaccinare nelle varie hub e noi siamo disposti pure a 0 lire, non ci interessa nessun euro. Non è un problema il nostro, è stato un problema di natura economica i 20 euro che abbiamo proposto e che ci hanno criticato giustamente il sindacato Fimigi, ora apparso perché noi chiedevamo, perché la Fimig eccetera eccetera. Tra l'altro la Fimig dimentica i problemi che c'ha avuto con l'Embam, quello che è successo, le sentenze recenti che ci sono su coloro che stanno a capo della Fimig e nell'Embam, che cosa succede in maniera pesante. Qua parliamo, c'è una sentenza di condanna di 1.700.000 euro dell'ex presidente della Fimig, di questo parliamo, non che si parla, stiamo perdendo di queste cose, però spuntare che la Fimig è perché noi abbiamo chiesto i 20 euro, è mortificante. Quindi ci dia qualche novità, da quando partirà questo servizio? Il servizio che sarà dato ai medici di famiglia, io ho telefonato stamattina, ho avuto notizie, sono che Moderna, vaccineremo con Moderna, inizieremo a vaccinare, per cui poi aspettiamo anche Johnson & Johnson, dalla prossima settimana. I vaccini arriveranno all'assessorato regionale domani e poi la piattaforma che era prima concordata con le poste sarà concordata
stanno affrettando per concordarla con la SOGEI. Questi sono piani. Quindi la prossima settimana sicuramente Medici e Famiglia, da assicurazione data a livello regionale, mi hanno detto che si può iniziare a vaccinare. Giusto? Quindi questa è un'anticipazione che stiamo dando? Sì. Poi per quanto riguarda quindi Moderna, vaccineremo con Moderna, iniziamo a vaccinare, però tra l'altro a noi, dico, come medici di famiglia, conviene, e conviene pure al paziente, vaccinare con una monosomministrazione per snellire ancora di più la situazione, tipo Johnson & Johnson, che ci permetterebbe di vaccinare con una dose. Però ancora il Johnson & Johnson non è pervenuto, però ci ha assicurato che è Moderna, eccetera, anche sì. Perché dico, giustamente si è fatto un caos su queste morti o meno che ci sono stati con i vaccini, eccetera, analizzando tutti i vaccini, Puccio hanno reazione avverse, tutte. Quindi se noi analizziamo che Pfizer ha avuto le sue segnalazioni ai morti, di più per quando, anche se ci sono stati più vaccini chiaramente della Pfizer, ma anche l'Astra, ma anche Moderna ha dato, anche se di meno, perché si sono vaccinati di meno e meno segnalazione. Il problema della situazione che ognuno deve vedere dal punto di vista statistico è il rapporto. Quanti muoiono per il Covid e quando muoiono per le vaccinazioni. Quindi qua siamo nell'ordine dello 0,0, cioè non siamo nell'ordine dei numeri che abbiamo a livello di Covid. Questo voglio fare capire, perché poi giustamente se è fatta una situazione, c'è il rischio della coagulazione, stiamo attenti. Non è che un vaccino, se io leggo AstraZeneca, ho letto le situazioni avverse, si parla al contrario di danni di trombofilia. Il problema che succede dal punto di vista coagulativo è un problema di una reazione che si crea, cosiddetta, noi la chiamano in termini medici, SIRS. Che vuol dire SIRS? Si crea una infiammazione pesante in cui questa situazione del vaccino può determinare delle flocosi pure. Se sono pesanti le flocosi, la reazione è pesante, giustamente si crea una flocosi dappertutto e compresa la coagulazione, perché colpisce non solo il polmone, colpisce tutti gli organi, perché il problema che si viene a verificare a livello polmonare, ho visto diverse tacche o meno, c'è una flocosi massiccia, ma la flocosi non è che interessa solo il polmone, interessa tutto il sistema, dalla coagulazione al cuore, al rene, eccetera. Quindi molte volte parliamo che quello è pericoloso il soggetto che ha diverse patologie, cioè se viene a vaccinare è giusto vaccinarsi, perché uno che ha già un cardiopatico, uno che ha il diabete, quasi un broncopatico cronico, un BCO, un'ossigenoterapia, il piccolo movimento di noxa patogeno, un virus, può risultare sempre fatale. Ma stiamo attenti, che se uno è iperimmunizzato, come i medici che sono morti, e ne sono morti tanti, i famosi eroi, che parliamo di eroi che poi vengono... Che poi mi ricorda la canzone di De André, che poi a moglie ci resta la croce d'oro, mi sa una cosa. Tra l'altro soggetti medici che hanno avuto il Covid pesantemente, hanno avuto situazioni serie dal punto di vista polmonare, poi c'è il residuo dei polmoni, cioè guariscono in fibrosi, avendo rischi pesanti sulla salute che non si sa come vengono compensati, che sono danni da Covid. Cioè un medico rischia di più di uno che ha patologie non gravi, rischia di più perché? Perché nella sua situazione di medico è venuto a contatto con tante situazioni patologiche per cui c'è un sistema immunitario molto, molto iperimmune, pesante. E questa situazione di pesantezza, di presenza di anticorpi, va a scatenare, perché deve andare a colpire un virus che si trova dentro le cellule e avviene la distruzione delle cellule, la flocosi massiccia che porta a morte. Cioè non è che un medico è meno garantito degli altri e viene eroe e poi viene già immediatamente perché chiede 20 euro. Ma stiamo scherzando, parliamo veramente di situazioni vergognose. Io dico, il discorso è uno, bello chiaro, cioè noi medici siamo sempre pronti all'emergenza, ad aiutare gli altri, perché fa parte del nostro modo di essere. Sì. E io dico personalmente, sono disposto a vaccinare gratis, ma nelle hub.
stiamo attenti a non baciare negli spazi, perché si può capitare situazioni veramente drammatiche e rischi di perdere tutti i soldi che hai accumulato in tanti anni di attività per niente. Poi quando si parla dei 10 euro, sono all'ordo, cioè dobbiamo capire questo, sono all'ordo. Quindi uno paga e quindi si riducono al 50% nel caso del medico. Poi deve pagare l'amministrativo, quanto ci deve dare? 1 euro. Deve pagare un infermiere, quanto ci deve dare? Deve ristrutturare tutto per studiare per il proprio ambulatorio, quando deve andare a ristrutturare tutta la situazione. Perché se viene la NAS e tutta questa situazione già ci chiude la qualsiasi, cioè rischiando a tutti i punti di vista, pure l'assembramento il rischio. Ma come tu crei queste cose? Quindi dal punto di vista logistico, andare a vaccinare sull'ambulatorio, lo sconsiglio a tutti, assolutamente, rischiamo noi medici. Cioè, quindi, poi dico, tutti questi che stanno vaccinando o meno, cioè va bene, vaccino, ma non capiscono l'importanza del vaccino, perché uno non conosce un paziente e che si nasconde pure patologie, può succedere a qualsiasi. Per cui dico, stiamo attenti, perché è una situazione rischiosa, perché non conosciamo ancora tuttora il virus come è combinato e le reazioni dei vaccini. Cioè non sono se sono chiaro nella situazione di questa situazione. Poi dico la programmazione, in Sicilia manca la programmazione. In Sicilia non programmiamo, ecco il discorso di perché i medici non sono interessati. Se in Sicilia io personalmente avevo richiesto di formare le OCCP, queste unità complesse in cui c'è una struttura ben articolata, come c'è a nord, in cui i medici lavorano assieme, ci sono strutture ampie, allora la situazione della vaccinazione diveniva più accelerata perché è necessario accelerare la situazione. Un'altra cosa importante, quando uno vaccina, se noi vacciniamo da 18 anni a salire, per raggiungere l'immunità di gregge, già mancando i soggetti da 16 anni a scendere, non arriveremo certamente all'immunità di gregge. Quindi per creare questa immunità bisogna avere la possibilità di vaccinare pure dai mesi fino a 16 anni, a 18 anni, come effettivamente si stanno prodigando le varie case farmaceutiche, vedo Moderna stesso, che comincia già a sperimentare la situazione sui bambini, perché bisogna vaccinare, perché anche i bambini prendono il Covid. Io ho dei casi ad Agrigento, bambini di 3 mesi. Ma come mai è scesa questa? Perché ricordo che l'anno scorso c'era una certa il problema esenzione, sì, cioè i giovani non venivano colpiti. Sì. Ora nell'evoluzione del virus invece vediamo che anche i bambini vengono colpiti. Il problema serio è uno, perché in tutte le infezioni c'è una situazione di carica virale e difesa del soggetto. In primis c'è una difesa naturale, cioè un organismo sano, che non fuma, che non ha fumato, che non si trova in un ambiente particolarmente carico di batteri, perché bisogna considerare l'ambiente dove si trova, la distribuzione di gas tossici o meno, come è configurato dal punto di vista geografico il territorio, e considerare proprio le prime difese dell'organismo, le difese cosiddette innate, perché l'organismo che abbiamo, il bambino meno, che ancora non ha fumato, ancora da poco ha fumato, le vie bronchiali sono indenni. Cioè abbiamo noi un apparato che ci difende dal virus. Qual è l'apparato? L'apparato, la mucosa nostra iniziale, il problema delle ciglia che buttano fuori e la presenza già di anticorpi IgA chiamati, dovute a un muco elastico ben conforme a spella questa situazione, che ti determina la difesa. Quindi molti saranno, perché i tamponi noi che si sono fatti a tappeto, o la sierologia, che se ci sono dei punti negativi sono visti. Che cosa succede? Che la situazione di uno che non ha fumato, uno che si trova in un ambiente eccetera, riesce a difendersi dal virus. Quindi se noi estendiamo, che non abbiamo esteso, la situazione ai bambini, certamente troveremo di meno che ce n'hanno rispetto a certo. Però quando in casa, perché poi un bambino piccolo giustamente molte volte certamente sta a casa,
E quindi bisogna stare attenti ai familiari, perché se un familiare giustamente è positivo, rischia pure il piccolino di beccarsi, anche se la difesa, sembra strano, del piccolino è migliore di quello dell'adulto, perché un adulto che ha fumato, cioè è rischioso rispetto a un bambino. Quindi è un problema sempre di cariche, quando ce n'è cariche, e del soggetto che ha le sue protezioni naturali. Quindi non si può mettere un biciclino che onestamente ha una situazione dal punto di vista già fisiologico che si sa difendere con tutte le ciglia vibrate, con la mucosità, con il muco che abbiamo sopra le ciglia, perché molte volte quando uno fuma, sti ciglia cadono, si chiamano zona potata, cadono direttamente e non si può difendere, per cui il virus va nelle zone e non riesce a replicarsi. Abbiamo meno difesa immunitaria. C'è meno difesa immunitaria, questa è la situazione che cambia. Recentemente abbiamo visto anche donne incinte che sono state colpite dal Covid. In questi casi il neonato, il bambino, come può reagire? Non lo so. Ma il bambino non è che il problema, bisogna vedere il problema dell'immunità, non è che uno che ancora ai primi mesi riesce a formare anticorpi, è chiaro che non forma anticorpi. Però dico dal punto di vista il virus normalmente si ferma perché piglia le vie aeree, quindi si ferma a livello bronchiale, a livello alveolare, però quando già passa l'interstizio alveolare, i cosiddetti polmoniti, il soggetto già muore per fatti suoi, cioè molte volte, quindi cioè, la placenta o meno non ci arriva perché si ferma, perché è via aerea, non entra per altre vie. Normalmente si parla di altre vie, ma la via principale è l'aereo. Quindi un problema da gravidanza o piccolino. Il neonato, il nascituro non è difficile. È difficile, sì, sulla gravida, ma sul nascituro, sull'embrione feto, eccetera. Non incide granché. Sì, ho capito. Dottore, si sta facendo ricordiamo che il dottore Catania è anche un pneumologo, per cui la sua valutazione è anche, diciamo, più specifica e più settoriale. Su questa vicenda dell'AstraZeneca, diciamo, si è discusso parecchio, si è bloccato per quasi una settimana l'erogazione dei vaccini, cioè poi alla fine invece l'EMA ha detto che va bene, e quindi, anche perché in Inghilterra si sono vaccinati milioni di persone e i rischi, per cui che tipo di assicurazioni possiamo dare? Perché oggi, diciamo, si è creata anche una psicosi da parte di molta gente verso l'AstraZeneca. Ecco, cerchiamo di dare anche qualche parola in merito, non dico di conforto, però ecco, di sicurezza, che anche, come diceva lei, anche gli altri vaccini, diciamo, hanno delle pericolosità. Perché si è voluto puntare il dito proprio sull'AstraZeneca? C'è una guerra anche tra colossi, tra multinazionali, tra nazionalità, siccome l'AstraZeneca è un vaccino anglo-svedese e il Pfizer invece è fatto in Germania, e poi c'è addirittura lo Sputnik in Russia che non entra perché forse motivi politici, però so che a San Marino, insomma, già se ne iniettano 400 dosi al giorno con ottimi risultati, insomma una panoramica così, giusto per dare qualche sicurezza a chi magari in questo momento è un po', diciamo, sviato da tutte queste notizie che sono arrivate. Ho visto che molte volte io mi debbo fare o Pfizer, perché io ci comunico una cosa: con Pfizer sui casi segnalati ha dato più morti, il doppio o il triplo dell'AstraZeneca, però hanno vaccinato di più. Un Moderna ha dato molto meno, ma hanno vaccinato di meno. Il rischio di tutti i vaccini, il problema è che noi dobbiamo valutare giustamente quanti morti ci sono per Covid e che percentuale così ridicola abbiamo di morti da vaccino. Quindi dobbiamo per forza vaccinarsi, siamo obbligati a vaccinarsi. Poi un altro anno, quando la vaccinazione diventa più semplice, perché questo virus è un virus, direi, futuristico e crudele, perché non è un virus che non lo troviamo un altro anno, lo troveremo sempre con noi. Anche perché si è adattato nelle varie evoluzioni. Le mutazioni, anche il virus influenzale, ogni anno muta. Siccome noi siamo preparati, in base all'emisfero dove si trova,
adattiamo il virus e creiamo il vaccino ad hoc. Questo andremo a finire a questo fino a che abbiamo la sicurezza. Ma vi comunico che un virus prima influenzale, quante morti dava a Venezia. Poi ci siamo adattati, ma sempre morti possono capitare. Non è che esente da cose imprevedibili. Noi medici, dico, ci basiamo sempre sulla statistica. Quanti morti di virus ci sono e quanti da vaccino. Purtroppo non è che posso dire che il vaccino può causare il vaccino. Bisogna attenzionarlo però, come si deve somministrare, dove si somministra, la temperatura come si mantiene, quando si esce non bisogna ricongelarlo, perché poi c'è un problema serio, perché su questi multidose, perché normalmente non è monodose, come parlavo del Johnson & Johnson, è multidose, bisogna attenzionare. Con una fialetta se ne fanno 10, addirittura dice 11. In questo caso che succede? Deve essere attenzionato perché esce dal frigorifero, entro X ore, 5 ore la ghiere. Per cui il discorso è quando dobbiamo fare noi medici di famiglia a domicilio, c'è un problema serio, per questo dico bisogna attrezzarsi, andare direttamente nel domicilio, andare salvaguardati con l'USCA, con i centri perché non è possibile che tu nell'arco di 5 ore, sempre cosa, vai a vaccinare le persone distanziate, perché non ci arrivi, perché devi stare là. Almeno un quarto d'ora devi stare nel paziente. E come fai, per esempio, per andare, ti trovi uno in via Dante, ti deve andare poi a Fontanelle, poi da Fontanelle a Monserrato, cioè non ci arrivi a vaccinare 10 persone con 2 vaccini. Quindi bisogna, ecco perché io dico, a vaccinare, però le situazioni che hanno lasciato a noi, che è a domicilio, cioè bisogna cercare di essere agevolati nelle vaccinazioni e accorrere nei punti, oppure fare una strategia, cercare di conglobarli tutti in una zona dal punto di vista vicina e non cercare di distanziarli troppo perché non ci arriverai a vaccinarli. Tutto questo quindi sono problemi obiettivi, logistici, di situazioni che bisogna attenzionare. Non è una vaccinazione che va fatta. Bisogna cercare di stare attenti ed evitare situazioni complicanze serie, perché ognuno deve essere avere almeno il pallone di ambo, avere l'adrenalina per camurria, avere il cortisone, l'antistaminico, cioè le situazioni principali che mi è capitato a me tanti anni fa di avere shock anafilattico, mi è capitato lievissimamente all'inizio per tampone, ma una volta mi è capitato di avere uno shock anafilattico di kid serie, dove per pigliare una persona e salvarla ho dovuto fare a giugulare non kid esterna, kid interna, giusto? Quindi avere tra l'altro fortunatamente tanto cortisone e l'adrenalina e l'antistaminico, se no che se casi ne scendeva. C'è questo ricordo di tanti anni fa, per cui quando si trova di fronte a uno shock anafilattico, dico, prima tutto un medico fino a un certo punto, poi ci vuole un signore, dico, che ci va a salvaguardare, rischiando pure manetta. Questa è la verità del mondo. Dottore Catania, le volevo dire, ho visto i casi di oggi, nonostante la Sicilia sia una zona più tranquilla, lo Stato ha ritenuto che in via precauzionale siamo diventati da gialli ad arancioni. Ma nonostante questo, diciamo già ormai una settimana, i casi aumentano, i casi di oggi sono 859, nel giro di una settimana sono aumentati del 27%. Dico, nonostante le restrizioni, il divieto di uscire fuori città, insomma stiamo vedendo che ancora purtroppo anche in Sicilia, che è una zona relativamente più tranquilla, i casi aumentano. Come mai, dico, continuano ad aumentare questi casi? Deve fare una considerazione. Quante persone hanno fatto il tampone? Cioè abbiamo iniziato a fare tamponi molto isolati. Ora i tamponi si vanno allargando, le persone si vanno sempre più attrezzando e si vanno a fare i tamponi, per cui la percentuale sale. Cioè noi abbiamo molti casi asintomatici che normalmente vedi passeggiare persone che sicuramente lo passarono meno, per cui bisogna, dico io sempre, non solo cercare di vaccinare quanto più, fare il tampone quanto più possibile, ma fare una serologia seria, perché alcuni dicono vacciniamo chi serologicamente già ce l'ha, io chi ce l'ha serologicamente non vedo opportuno perché si deve andare a fare un vaccino, perché già c'ha gli anticorpi
già fatti, belli e buoni, che conoscono già lo specifico virus, quindi non vede motivo, facendo una bella serologia, di natura si dice quantitativa e non quella qualitativa che facevano i cinesi, si vanno a vedere l'IgM, l'IgG neutralizzanti, che ci danno l'opportunità di dire tu non c'è bisogno dei vaccini, tu già sei salvaguardato, non ha senso per me vaccinarsi in questo caso. Per questo dico bisogna fare a tappeto, perché l'indice salirà sempre, perché se uno va a tappeto a tutti, molti di noi camminano tranquillamente e sono portatori asintomatici del virus. E molti sono già guariti, perché hanno pure in maniera che non sanno perché guarirono e personalmente hanno gli anticorpi schizzati, molti lavati, non hanno bisogno di niente. Cioè, per me uno che ha presenza di cose, non bisogna farci la prima vaccinazione, non c'è bisogno di vaccinarlo, non è giusto vaccinarlo, perché lui già si difende dall'attacco di un virus. Tranne che viene una variante, perché ora ci sono le varianti pure, e quindi se c'è una variante è chiaro che dobbiamo rivaccinarci, cioè, nasce un'altra problematica, perché questo è il problema. È il problema dell'inizio di ogni cosa, che quando si inizia insomma, molti dicono che questa epidemia, nonostante i vaccini, possa continuare ancora per qualche anno prima di essere totalmente debellata e che magari si dovrà andare al secondo vaccino il prossimo anno. È normale perché avremo già situazioni di varianti presenti nel nostro territorio e quindi la nostra vaccinazione è per quel tipo di virus che vedendo il genoma è cambiato, tutto, perché ogni virus quando esce dalla cellula di chi ha infettato si ridimensiona un'altra situazione particolare, si protegge nel suo capside con un'altra storia. Quindi bisogna andare a un vaccino diverso, come si fa per la virus influenza. Certo, certo. Quindi che consigli possiamo di vaccinarsi, chi sta sicuro? Anche il distanziamento si è aumentato ora da 1 metro a 2 metri, sentivo dire. Certo, ma quel distanziamento dipende, giustamente, perché molte volte c'è molta psicosi. C'è un distanziamento normalmente a 2 metri, va bene, perché dipende sempre dalle nostre particelle chiamate particelle di flujo, i droplet chiamati, che se uno giustamente respira già li butta. Se la distanza aumenta chiaramente è più salvaguardato, ma se uno forza nell'emissione ad esempio di particelle, quindi 2 metri, 2 metri e mezzo, il colpo di tosse si espone. Certo, anche se si va a considerare con virus, se non è dentro le cellule muore, quindi anche gli stessi raggi ultravioletti fanno morire, perché non è, il virus vive non all'esterno ma dentro le cellule. Certo. Quindi le particelle di flujo perché colpiscono? Perché sono particelle dove c'è la presenza di cellule col virus là dentro, questo è il problema. La salvaguardia va fatta sempre, è giusto distanziarsi, è giusto utilizzare mascherine perché è una cosa necessaria. Quindi non rilassarsi su questo, bisogna sempre quando si esce stare molto attenti. Però dico, non bisogna esagerare perché dal punto di vista di pensiero, perché uno arriva a distanza di 1 metro, a 3 metri, c'è l'amico mio che passo giù a 10 metri di distanza, ne salutiamo e io personalmente riesco magari a farlo dopo. Bisogna avere un contatto stretto perché non solo la vicinanza, è importante la carica che non si piglia e il soggetto come si trova, sembra un problema così, perché quando uno medico andiamo a visitare i pazienti, non è perché lui aveva la peste, esempio, io personalmente stando a distanza mi becca la peste, bisogna vedere a distanza che mantengo, la quantità, la carica, che tutte le malattie infettive sono un rapporto tra carica e soggetto come punto di vista immunologico, ab inizio, e poi il danno quando poi passa le vie, si replica, o danno è dell'ipoimmunità. Sono 2 fasi, un'immunità innata che noi abbiamo, di difesa naturale, e l'immunità che si crea dopo, quando uno già vede il virus che è un antigeno, uno si scatena con gli anticorpi. In quel caso è un'immunità che nasce dopo. Senta, abbiamo visto anche nelle scuole, prima si è aperto, poi immediatamente si è chiuso, perché abbiamo visto diversi istituti scolastici dove i ragazzi ci sono stati un manicomio visto su Monserrato, hanno creato, però di quel discorso ci sono il sindaco giustamente ha riaperto per un semplice motivo, ci sono delle norme da rispettare.
Non è che perché anche perché il sindaco ha precisato che le competenze sue sono anche limitate perché certo. dipendono ci sono disposizioni, non è che si può fare testa diciamo, sua, superiori non è che può fare testa dell'assessorato. sua, perché giustamente trova un caso o meno, pigli e chiude una scuola. Cioè deve rispettare le norme che ci sono e ha fatto bene, non può creare perché ci sono solo leggi di consigliere, di mamme, di camorriere e fare demagogia, non è possibile. Ci sono delle leggi, un consigliere... Cioè non si può fare Un politica consigliere lo deve conoscere, ma che si fa su Covid, creare tutta questa psicosi? Bisogna avere la giusta dimensione del problema, non esagerare né tantomeno stare tranquillo, non succede, avere l'anima fresca, non succede. Bisogna sempre attenzione nella giusta, nel doveroso situazione di come è la situazione dell'epidemiologia. Cioè, esagerare no, il sindaco giustamente ha fatto benissimo perché deve rispettare le norme, punto. E l'assessorato alla sanità, secondo lei, come, cioè, nel gestire questa crisi di Covid, che giudizio dà lei come medico, diciamo? Il Covid purtroppo è una Mi risulta situazione... che ieri addirittura diverse ore i pazienti sono stati in attesa al Palacongressi, insomma c'era un po' di disorganizzazione. Infatti stamattina il sindaco so che è andato al Palacongressi, ha parlato con i vertici dell'ASP per cercare un po' di sistemare questa cosa. Io sono stato presente, no? Sì. Nella situazione, però onestamente non sono entrato perché c'era un assembramento all'interno della sala, che non era possibile. Certo. Mi sono rimasto fuori e non sono entrato per questo motivo, perché c'era molta unione di gente, molto vicino, non un metro e mezzo, parliamo di 10 centimetri, non è possibile. Sì. Queste cose bisogna vietarle, non è possibile, perché rischiamo tutti di comprometterci la nostra salute. Certo. Questo. Quindi bisogna stare attenti, magari ecco, l'ASP deve stare un po' più io ieri ci sono andato, sì. Ma sono rimasto fuori direttamente perché giustamente ho visto che cosa c'era. Che ora il nostro ambulatorio, noi personalmente, cerchiamo di mandare tutte le ricette possibilmente online, ridurre quanto possibile l'assembramento. Ecco perché ci dico, la vaccinazione non bisogna fare, perché si creano assembramenti gravi. E rischiamo di far aumentare il contagio. Oltre ai medici di famiglia, hanno dato notizie che quanto prima anche le farmacie potranno iniettare il vaccino. Sono errori. Perché secondo lei? Per errore, perché come diceva lei, non si è strutturati. Il medico di famiglia lo doveva fare. Bisognava attivare, programmare in Sicilia, cose che non si fa. Ci sono programmazioni che in Sicilia non ci fanno. Qua abbiamo molti giovani medici che sono costretti a fuggire dalla Sicilia perché non vanno i piani di fabbisogno e bloccano. E poi diciamo, quel soggetto americano è agrigentino, ma facci scappare, è fuggito dalla Sicilia. Bisogna incominciare, l'ho detto a livello regionale, bisogna programmare anche la situazione della vaccinazione, da subito, come diceva Kennedy. Dobbiamo andare sulla Luna, ma risponde, dice, ma ci vuole tempo, allora cominciamo subito. Questa è la situazione. Non è che è possibile che uno ritarda le situazioni in Sicilia andiamo male per questo. Bisogna programmare, che manca, non bisogna fare fuggire i giovani che fuggono alla Sicilia, che sono noi siciliani, diamo la possibilità alla nostra Sicilia di dare le menti, perché siamo coloro che li curiamo, li portiamo all'università, li facciamo lavorare, giustamente lavorare, e dopodiché scappano alla Sicilia. Scappano, vanno al nord, questo è il problema. Poi i nostri siciliani vanno, che c'è l'amico X, il medico siciliano, al nord ci va e la regione Sicilia paga tutte le situazioni, le prestazioni alla Lombardia, eccetera. Quindi dobbiamo trattenere i nostri medici, farli lavorare perché ne abbiamo di bisogno, perché se vediamo anche le ASP, c'è un problema serio alle ASP. Sì. Il problema serio qual è? Che se ne stanno andando tutti. Le persone che restano sono oberate di ultralavoro, cioè ognuno di loro non ha più un carico servizio, cioè una miriade, non sa dove andare prima e come lavorare. Questa è la verità. Bisogna attenzionare queste cose, bisogna andare, rinnovare, immettere persone a lavorare. Cosa che invece... Medici che scappano, non è possibile che scappano i picciotti.
le nostre menti scappano, non l'hanno capito, bloccano alla regione, bloccano, questa è la verità, bisogna sbloccare. Anche perché stiamo vedendo che per i centri di vaccinazione stanno chiamando anche medici in pensione. Questo è frutto anche di una politica di numero chiuso che negli anni si è fatto, e quindi ora ci ritroviamo purtroppo a dover chiamare anche i medici in pensione. Io ho visto qualche medico in pensione al Palacongressi. Ho preso le mutue, avevo appena 24 anni. Perché allora, dico, medico di famiglia, inizia subito a lavorare. C'erano i pascoli verdi, si pigliavano le mutue, le vecchie mutue, l'INAM, l'ENPAS, le famose casse mutue. Quindi vengo a quel periodo quando non c'era la guardia medica, però si lavorava dappertutto noi medici, facciamo medico di famiglia, medico ospedaliero, medico delle miniere, c'era dappertutto un grande spazio. Dopodiché si è bloccato. Ma come mai? Si è bloccato perché si è creato il rapporto ottimale. Ogni 1000 abitanti un medico, c'è un rapporto che è previsto nel nostro sistema sanitario nazionale, un medico 1000 abitanti. Che cosa è successo negli anni che furono? Ed è un rapporto giusto secondo lei o è troppo alto? Per me il rapporto può essere pure giusto, però non è possibile, lo dico a chiare lettere, che un medico che già 6 anni di studio pesante, eccetera, dopo 6 anni deve entrare nel corso di formazione di medicina, di medico, di medicina generale. Prima deve entrare, sì. Dopo che entra deve fare 3 anni ancora di specializzazione. Non è specializzazione, ma è specializzazione, perché a livello, pratica, diciamo, sì, no, è un corso di formazione, ma di fatto in tutta l'Europa è considerato specializzazione. In Sicilia c'è un altro problema. Perché io ho fatto pure un'altra situazione, dico, medico di medicina generale, perfetto, siamo specialisti come in Europa. Scusami, perché non mi dai con la legge famosa, il decreto legge, c'è un decreto legge del 98, il 5898. Dal momento che siamo specialisti in Europa e il medico specialista è privilegiato rispetto a un medico di famiglia, perché un medico di famiglia a 70 anni deve andare a casa, come quasi tutti i medici. Tranne che uno diventa medico convenzionato esterno, di fatto fa la trasformazione societaria prevista da questo articolo 5898. In quel caso che tu fai la trasformazione societaria, la convenzione resta per te per sempre, tu resti proprietario di una convenzione, non se ne accorge la regione che c'è, veramente fa flop in questa cosa, ce l'ho detto 50 volte. Quindi non è possibile, si chiude ai giovani. Si chiude ai giovani e chi non resta per sempre. Io dico, questa situazione di privilegi bisogna toglierli, se no ad una tutti i medici e finisce tutte le cose, non è possibile giocare così, si chiude. Cioè un medico fa una società, una trasformazione sociale, la 5898, perfetto, ti permette a te avere la convenzione per se non è possibile questo, di queste cose. Invece, diciamo, il lavoro dovrebbe terminare con l'andata in pensione del 70 anni e basta, e fare entrare i giovani come i piani del fabbisogno. Tu non fai i piani del fabbisogno, l'ho detto dal 92 che non si fanno i piani del fabbisogno. C'è un decreto legislativo famoso, il 502 del 92, che personalmente tu Sicilia entro 90 giorni, non più di 90 giorni, dovevi fare i piani del fabbisogno. Ci sono 30 anni di ritardo che non si fanno i piani del fabbisogno. Per cui tutti questi ragazzi sono costretti ad emigrare, espatriare. Questa è la programmazione. Dove è in Sicilia? Sono punti pesanti, ma ce n'è tanti punti da toccare. Ma voi avete... attenzione, esternato queste... Noi personalmente a livello nazionale per dire che abbiamo sollevato, per dire personalmente che il medico di famiglia deve essere riconosciuto medico specialista, giusto? Però solo in Sicilia non esce questo problema, perché fuori Italia, fuori Sicilia, in Italia, cioè questo problema onestamente non esiste, perché non è possibile che tu piglia convenzione deve andare tua. Questo non è possibile. Qua in Sicilia, ma si interpreta male pure il decreto scritto, si interpreta come si vuole interpretare. Tra l'altro dico, su questi problemi di chiusura, di cristallizzazione di questa situazione,
sono stati bacchettati continuamente dal TAR, dal CGA, ultimamente personalmente mando tutto alla Corte dei Conti, perché non è possibile più avere tutta questa situazione veramente di illegittimità in cui si versa. Si versa di illegittimità. E quando si fa un piano, esempio ad Agrigento, si blocca pure perché manca la programmazione. E qua a programmare? Il laureato in medicina non lo devi programmare tu. C'hai 30 anni di ritardo, cara Regione. La politica deve programmare. 30 anni di ritardo, non è possibile ritardare. E quando l'ASPI, ad esempio di Agrigento, come tanti tentativi eccetera, io feci un pressing combinato, tu arrivi in una zona, riconosci il fabbisogno, che deroga pure una pianificazione, perché fece l'assessore pure al comune di Agrigento e conosco cosa significa pianificazione e qual è l'iter di una pianificazione, ti blocchi pure le zone carenti dove tu già riconosci la situazione. È grave questo, ma molto grave. Qua si cerca di stoppare il lavoro ai giovani. Questa è la verità. Io parlo del campo medico, ma se parlo di altri campi, potremmo parlare di altri campi. Però dico, dal punto di vista medico, ci sono dei buchi pesanti che non permettono a far esprimere i giovani al lavoro, cercare che vogliono lavorare, perché uno che arriva in medicina, quando fa medico, deve lavorare, ti presta la situazione. Giusto? Da qui la chiamata ora di tanti giovani in questi centri. Sì, ma giovani all'arrembaggio, che non conosco il paziente, perché questo problema è uno. Che non ci hanno mette a guardia esperienza. medica, ci mette il vecchio non è che ci manchi esperienza. E per fare un'anamnesi, l'esame obiettivo di un paziente ci vuole tempo. Non puoi vaccinare chi che tu a demuzzo, ma a bocche, a bacche, a bambera. Deve andare a analizzare punto per punto la situazione, perché il vaccino non è l'influenza, non lo conosciamo ancora. Appena lo conosciamo allora va bene, possiamo fare pure nel nostro ambulatorio, ma per ora bisogna stare attenti e attenzionare la situazione. Non è un vaccino che noi conosciamo, chiaro? Questo è un concetto base, per cui bisogna stare attenti alla sicurezza. Noi dello SMI, io personalmente, a livello siciliano abbiamo ribadito questa cosa, il problema di sicurezza. Non è il problema di soldi o di non soldi, è il problema di sicurezza. Per noi, per la nostra famiglia, per i pazienti, per le loro famiglie e per la situazione che si viene a creare. Siamo attenti. Certo. Invece verso quelle strutture sanità tipo case di ricovero per anziani, dove lì insomma il tasso di epidemiologia del vaccino insomma è elevata, ancora non mi pare che ci siano grossi interventi. Insomma. Il problema è uno, perché giustamente quando si trovano persone anziane in una certa situazione viene chi è contagiato, il giovane troverà la nonna, troverà eccetera, che succede? Dal punto di vista di difesa, questi soggetti sono defedati, sono più immunocompromessi rispetto a uno che è più sano. Hanno meno difesa immunitaria. Certo, e quindi subito transita, non lo blocchi all'inizio, non lo blocchi all'entrata, lo fai replicare e quindi rischi subito. Questo è il problema, perché dobbiamo salvaguardare i nostri vecchietti, le nostre cose. Io sogno che sogno giovane, però dico, parlo di una certa età più avanzata che da me. Cioè questo è il discorso delle varie cose. Ho capito. Va bene, dottore Catania, penso sono sempre a disposizione, grazie. Che abbiamo toccato tutti i vari tasti, in particolare quello che lei ha particolarmente a cuore, quello dell'inserimento dei picciotti, i giovani non li deve allontanare i giovani, non li devi fare rimanere nella nostra Ma la politica regionale come risponde a queste vostre sollecitazioni? Muta. L'ignora, io ho scritto, trascritto, denuncio. C'è stato un incontro con l'assessore Razza, per esempio? Ma io l'ho ribadito sempre, io sempre l'ho ribadito, sempre, ogni cosa lo ribadisco, perché i giovani bisogna farli inserire, perché questi picciotti che si inseriscono con poche cose, tra l'altro,
e bisogna stanare coloro che lucrano pesantemente su situazioni già particolarmente con accreditamenti e trasformazione societaria. Non bisogna andare su questo. Tra l'altro io sono alla difesa sempre del medico di famiglia, che oggi fu un attacco, ora denunzierò la Coda Conse per questa situazione quasi quasi, un medico lucra, via, un medico, dico, non è che lucra, un medico lavora, lavora, si è sacrificato a studiare, si è ammazzato, dico, a salute a studiare pesantemente, e poi si dice un medico guadagna. Parliamo che quando guadagna un politico, quando guadagna altre attività, un medico che cosa guadagna? Cioè il rapporto, vediamoli. C'è un medico, un'attività che per me, io personalmente, io sogno forse strano, io fossi per levare i soldi in giro in commercio di tutti e vivere nella povertà più assoluta, dico perché non mi interessa. Ma questa è la situazione, perché noi facciamo, io faccio per amore, cerco, io 44 anni di attività, non potevo essere in pensione già da tempo, ma non lo faccio perché mi piace lavorare, cercare di prestare la mia attenzione agli altri, solo per questo. Questa è la mia vita. Va bene, allora raccomandiamo sempre di portare la mascherina, di fare il distanziamento. Siamo costretti. Siamo costretti. Ecco. Per il bene nostro e per il bene degli altri. E di vaccinarci. Ecco. Raccomandiamo ci dobbiamo di vaccinare tutti, è importante. Tutti. Non trascuriamo il problema degli eventi avversi, perché bisogna trascurarsi, perché ci sono morti ogni giorno. Pesanti. E i casi aumentano. E le persone, che si beccano questo virus e ci lascia pure strasci. Io ho visto l'amico mio, un collega mio scritto contro un osmi, che già le cose, è guarito fortunatamente, guarito in fibrosi, e sta male, malissimo. Bene, ringraziamo il dottore Catania, segretario del Sindacato Medici Italiani e anche pneumologo, per aver risposto alle nostre domande. Abbiamo la novità che dalla settimana prossima i medici di famiglia potranno vaccinare i propri pazienti nelle strutture hub. Per noi nelle hub. Nelle hub diciamo, dedicate, e quindi lo ringraziamo e diamo ringraziamento ai nostri telespettatori per averci seguito. Ricordo che la trasmissione va sul digitale terrestre del nostro canale 92 in tutta la Sicilia e in streaming sul sito televideoagrigento.tv. È importante seguirci anche per streaming, in particolare abbiamo dei dati che ci seguono in tutto il mondo, questo ci fa piacere, e la trasmissione verrà inserita nei nostri canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie dottore Catania, ringraziamo i nostri telespettatori e buon fine settimana. Grazie a voi, grazie.